Oggi vi parliamo di vino, ma vi parleremo di vino biologico e anche di cose molto interessanti, soprattutto anche quelle dell'evoluzione, ma vi presentiamo Sara Dei Tos. Allora, benvenuti qui alle pillole di Radio Veneto Agricoltura da Mimmo Vita. Sara Dei Tos è una imprenditrice nel settore vitivinicolo, quindi fa vino prosecco soprattutto, ma è qui con noi perché è stata proprio l'altro giorno premiata agli Oscar Green della Coldiretti. Come mai, Sara? Allora, buongiorno a tutti, grazie intanto dell'ospitalità. Sono stata premiata agli Oscar Green proprio venerdì scorso della Coldiretti, che parla del tema di futuro e innovazione e è dedicata soprattutto ai giovani imprenditori, quindi all'imprenditoria giovanile. Era suddiviso l'Oscar Green su diversi temi: sostenibilità, terra, quindi agricoltura sostenibile, innovazione e creatività. Io ho partecipato nella sezione Terra e avevo portato il progetto della mia app #bio che ho inaugurato durante il periodo del lockdown. In realtà io ho fatto questo consorzio che si chiama #bio già da diverso tempo per promuovere appunto l'agricoltura biologica e sostenibile, che già sostengo dal 2015. Io ho, come si dice, ho trasformato tutto da agricoltura convenzionale a agricoltura biologica, tutti i miei 18 ettari di proprietà che sono nella zona del Conegliano Valdobbiadene. Ho fatto anche un agriturismo biodinamico, quindi sto sostenendo l'agricoltura biologica da diversi anni. Ho fatto il consorzio #bio e poi durante il periodo del lockdown ho inaugurato l'app #bio e ho creato delle cassette in cui il cliente privato può scegliere la cassetta, che ho dato anche dei nomi carini: libellula, farfalla, talpa, quindi dei nomi legati appunto all'agricoltura, e erano già composte con prodotti agricoli locali biologici, che poteva essere frutta, verdura, formaggio, farina, della pasta, e poi ovviamente il mio vino. Infatti c'è anche la cassetta dispensa di Sara. E le persone possono scaricarsi l'app, scegliere l'emoticon, quindi non so, scegliere la cassetta libellula, e ricevono direttamente a casa la cassettina agricola biologica del territorio. Allora, vedete, con un po' di fantasia legati soprattutto all'innovazione tecnologica, quante cose importanti si possono fare. Allora, presentiamo però bene Sara Dei Tos. La sua azienda si chiama La Vigna di Sara, ecco, e Vigna di Sara che poi, devo dire, ultimamente sta anche crescendo molto bene anche come consenso da parte, diciamo, del consumatore, perché so che proprio sotto il lockdown, ecco, diciamolo questa cosa qui, le vendite sono andate molto bene, sono addirittura cresciute. Molti sono invece, come posso dire, andati in crisi, voi no. Io ero già organizzata e strutturata con un sito e-commerce anche, quindi che servivamo già il cliente privato, e quello ci ha aiutato tantissimo perché le persone hanno potuto trovarci direttamente e comprare, quindi questo è stato un vantaggio competitivo non da poco. Dopo le vendite devo dire che sono cresciute anche subito dopo il lockdown, e anche molte persone sono venute a trovarci in agriturismo. Noi abbiamo questo agriturismo a Vittorio Veneto, perché ho organizzato una serie di eventi per stare fuori, distanziati, come il picnic in vigna. Ho fatto tutta una serie di picnic in vigna a tema che sono piaciuti moltissimo, e quindi abbiamo avuto un sacco di riscontro anche di persone che sono venute a trovarci, oltre proprio a comprare i nostri prodotti, quindi il prosecco biologico, poi facciamo le confetture, la pasta fatta col prosecco, il vino. E adesso abbiamo anche fatto un distillato che si chiama il bitter biologico, per lanciare lo spritz bio, quindi uno spritz invece di essere fatto con il solito Aperol, che comunque è un prodotto industriale, con un prodotto biologico che è il mio prosecco, e un bitter che è biologico, che è a base di succo di mela bio. E allora, visto che parliamo di novità, andiamo anche su cose concrete. È il periodo in cui ormai vabbè, è finita la vendemmia, stavo dicendo si vendemmia, ci sono ancora alcuni rossi che forse si possono vendemmiare, ma il prosecco si è vendemmiato da ben tanto tempo, ma siamo in produzione, in tempo di produzione, e quindi da quest'anno ci sarà il prosecco rosé. Ecco, allora anche voi fate il prosecco rosé? No, noi abbiamo deciso di aspettare per quanto riguarda il prosecco rosé. In realtà ho piantato un ettaro di pino nero biologico mio, perché comunque anche il prosecco rosé nella mia azienda deve avere una connotazione bio, e quindi io produco solo con le mie uve, e quindi in ogni caso la produzione la vorrei fare appunto con all'interno del rosso mio.
biologico sempre. Al momento come prodotto innovativo che vorrei lanciare è un prosecco ancestrale. Sto facendo una sperimentazione e questo sarà il mio prodotto che lancerò ad aprile dell'anno prossimo perché appunto finirà la fermentazione ed è un Cosa prosecco. vuol dire ancestrale? È un prosecco che fa la rifermentazione in bottiglia a partire direttamente dal mosto, quindi con lieviti naturali. E perché ancestrale? Perché è il prosecco come si faceva una volta, quindi proprio come lo facevano i nostri nonni, un po' tornare indietro nel tempo e riproporre con innovazione, perché comunque siamo in un periodo storico in cui dobbiamo innovare, quindi anche commercializzarlo in modo innovativo, spiegarlo in modo innovativo, utilizzare delle tecniche innovative, ma comunque riprendere quelle che è la tradizione di una volta come lo facevano i nostri nonni. Allora vedete quanto si può portare di nuovo anche all'interno di un settore che sembrava dato, chiuso, come quello del vitivinicolo e soprattutto il prosecco. Sara Dei Tos con la sua gioventù, con la sua voglia di fare, peraltro fa parte anche di una famiglia di imprenditori e forse questo, per questo sente la necessità di portare un'originalità, ecco, anche all'interno del vino, e quindi complimento per tutta la realtà. Peraltro il suo agriturismo ho avuto la possibilità di vederlo, è molto bello, e anche, come posso dire, molto elegante, mettiamolo così. Allora, complimenti, buon Grazie. lavoro, e le pillole di Radio Veneto Agricoltura vi danno appuntamento a domani.